Piano Renzi, il governo per l'Italia. Ma noi sul taglio delle tasse per i lavoratori siamo soddisfatti perché è la nostra battaglia. Lui ha deciso perché il sindacato da 3 anni ha martellato fortemente su questo tema e l'ha fatto. Solo che adesso deve fare qualcosa anche almeno per i pensionati più poveri, perché i pensionati più poveri sono stati gli ammortizzatori delle famiglie, che hanno molti cassi integrati, licenziati e per la verità i servizi sociali non funzionano bene e in più sono stati caricati di tasse, insomma anche i pensionati poveri devono essere aiutati, come i lavoratori dipendenti. Questo chiediamo. Sul Job Act, grosso modo, la cosa va bene, poi c'è una legge, disegno di legge delega, che ci permette di avere tempo e quindi di non fare errori. Cioè il carro deve cambiare le ruote, però vogliamo sapere se sono le ruote solide, ma anche se sono rotonde, che spesso ce l'hanno fatte quadrate. I governi che si sono susseguiti hanno democratizzato la crisi, ma la crisi c'è ancora e non ne siamo ancora fuori. Le vostre proposte, le vostre richieste? Occuparsi delle realtà che sostengono le imprese. Il territorio deve essere meglio attrezzato per sostenere gli investimenti delle imprese. Noi avremo occupazione se le imprese investiranno in Italia, in Veneto, in tutta Italia. E le imprese investono se l'energia costa poco, le infrastrutture funzionano, le tasse sono basse, le amministrazioni sono interessate a sostenere le imprese e tanti altri aspetti. Su questo nessuno ne parla, non si capisce perché quando noi, i veneti, per esempio, e in tutta Italia vivono di industria, è l'industria il centro della vicenda e sull'industria bisogna occuparsi molto di più. Lei parlava del Veneto, la situazione la conosce anche bene, è una regione che però fatica, nonostante essere stata per tanti anni la locomotiva d'Italia. Perché fa fatica a tenere una competizione con altre realtà concorrenti, perché i fattori di svantaggio purtroppo stanno crescendo qui e stanno decrescendo dalle parti dei nostri competitori. Bisogna far crescere la capacità di sostegno all'impresa qui, potenziando in qualità tutti i fattori dello sviluppo. Questo è il punto, in Veneto e in tutta Italia. Il governo centrale e i governi locali devono dedicarsi a questo, si dedicano a troppe cose, devono dedicarsi a questo. Primum vivere è l'industria, poi viene il terziario e poi viene tutto il resto, ma senza industria noi non andiamo da nessun posto.